partiamo come al solito con un personaggio. Oggi ho scelto questo signore che si chiama Horace Walpole, magari a voi non dirà niente questa persona, è uno scrittore inglese. Questo scrittore ha scritto un romanzo abbastanza famoso che si chiama Il Castello di Otranto, ed è nella storia il primo romanzo gotico propriamente detto, ed è attivo in diversi ambiti e con vari interessi. Questo signore è famoso perché ha un epistolario, uno degli epistolari più vasti al mondo. C'è una raccolta di quasi più di 3000 lettere che lui spediva in giro per semplicemente scambiare dei pareri, delle conclusioni su più disparati argomenti. Quello che è interessante è che in un mese, appunto dal 1764, scrisse questo romanzo, Il Castello di Otranto, ambientato in Italia, e lui fa finta all'inizio che, diciamo, avendo scritto così in fretta, che l'ho semplicemente tradotto da un manoscritto del 1500. Ed è interessante notare che nel 1827 Manzoni, il nostro Alessandro Manzoni, ebbe quasi la stessa idea con I Promessi Sposi. Anche lui parla di un manoscritto del 600 che ritraduce e riscrive in italiano. La differenza è che invece dopo il successo del Castello di Otranto, questo autore, Horace Walpole, disse no, è opera mia, non è nessun manoscritto, e quindi lo riscrisse addirittura rifirmandolo con il proprio nome, togliendo appunto quella prefazione che parlava del manoscritto. Ma la cosa più interessante è che trovo di questo scrittore, di questo signore, che il suo nome è legato a un termine che magari avete sentito qualche volta e che magari vi siete anche chiesti cosa vuol dire, magari non avete magari approfondito, ed è questo termine serendipity. È un neologismo con il quale, soprattutto nel campo scientifico e nelle esplorazioni, indica la casualità di una scoperta inattesa che non sia stata programmata perché se ne stava cercando un'altra. Ecco, un lavoro che facciamo qua un pochettino, anche noi, quando ci mettiamo così a fare degli esperimenti, a fare dei modelli, magari cerchiamo una via per trovare una soluzione e non ci aspettiamo magari di trovarne un'altra. Quindi anche noi siamo un po' vittime di questa, vittime felici alle volte di questa serendipity, e quindi spero che, ecco, un pochettino magari rileggendovi poi con calma queste diapositive, queste lezioni, un po' di serendipity magari venga anche a voi, e così si riesce ad andare avanti in questo, che per me è comunque un mondo abbastanza affascinante. Sto parlando troppo, andiamo avanti. Riassunto della puntata precedente, siamo arrivati finalmente a realizzare qualcosa di pratico, di mettere le mani un po' in pasta. Stiamo parlando di dinamica di popolazione di insetti e stiamo parlando di questo specie di modello, chiamiamolo, come vogliamo chiamarlo, questa carrozzeria, diciamo così, di modello che io ho chiamato a indice di rischio. Infatti la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere il nostro cliente, la cimice asiatica. Abbiamo espresso un concetto che comunque riprenderemo, che è il concetto dell'indice di rischio, che è basato sulla funzione che mette insieme la popolazione attiva dell'insetto e la presenza dell'ospite. Abbiamo provato a fare qualche ragionamento sulle probabilità di eventi per accoppiare le diverse fasi, o non per accoppiare, per combinare le diverse fasi di sviluppo degli insetti. Abbiamo calcolato con dati di letteratura dei tassi che ci permettono appunto di modellizzare la dinamica di popolazione. Abbiamo fatto un primo approccio con l'analisi discriminante logistica per cercare appunto di trovare una soluzione una soluzione, diciamo un modello, come si può dire,
in inglese si dice user friendly, che sia comprensibile, che non sia troppo complicato, che sia comprensibile. Di solito dico sempre i modelli devono essere con un input semplice e con un output semplice. Semplice non vuol dire semplicistico, semplice vuol dire, in quel caso vuol dire comprensibile, perché io posso fare un modello con un, avete visto anche, abbiamo visto alle volte quei diagrammi di flusso molto complicati, più che complicati, complessi. Però quello che ci deve essere in ingresso e quello che ci deve essere in uscita deve essere semplice, deve essere comprensibile, perché altrimenti non ce ne facciamo poco o niente. E quindi diciamo che nella mia visione di quello che i modelli, di quello che sono i modelli per i servizi fitosanitari, soprattutto anche per gli agricoltori, la comprensione di ciò che si mette dentro il modello e di ciò che esce dal modello è fondamentale, altrimenti il modello viene subito abbandonato. E avevamo concluso il nostro viaggio parziale, con appunto l'analisi delle famose curve ROC, ricordate quelle dei derivanti dalle osservazioni radar. Adesso andiamo avanti. Come dicevo, stiamo parlando sempre di dinamica di popolazione. Andiamo avanti un pochettino con questo modello a indice di rischio e approfondiamo ancora il discorso della cimice asiatica, di questo nostro brutto cliente. E a proposito di brutti clienti, sempre parlando di serendipity, scartabellando un pochettino in giro su letterature nuove, ho scoperto, ma probabilmente lo sapete già, ed è di nuovo anche un nuovo parassita, almeno per quello che riguarda la Germania. Io mi interesso più della Germania che dell'Italia, però ho visto che c'è un nuovo parassita che è il punteruolo del fico, che è un curculionide, arrivato anche questo qua dall'Asia, e sta cominciando anche lui a tirar fuori il naso, essendo curculionide, e ad avvicinarsi ai fichi. Quindi un altro cliente, magari, speriamo di no, però magari arriverà un altro cliente da modellizzare. Ma rimaniamo con la nostra cimice asiatica. Avevamo visto che i tassi avevamo calcolato dei tassi di sviluppo delle varie fasi, dipendenti dalla temperatura e dipendenti soprattutto dalla temperatura. Abbiamo visto che abbiamo calcolato un tasso di fertilità che praticamente riguarda solo gli individui adulti, che dipende dalla temperatura, ma dipende anche dalla diapausa, e avevamo poi calcolato anche un tasso di sopravvivenza dipendente dalla temperatura. Io ho ancora scritto qui umidità relativa. In realtà ho trovato dei dati, ma al momento non li ho ancora presi in considerazione. Comunque ci sono questi tre tassi avevamo tentato di modellare. Il problema è che appunto ci eravamo posti è che la popolazione di questi insetti, di queste specie invasive, sono estremamente grandi. E cosa succede? Abbiamo a parte l'uscita dallo svernamento per un breve periodo, poi abbiamo la presenza di stadi diversi nello stesso momento e con prevalenza di uno o più stadi. Quindi potremmo trovare, appunto dopo lo svernamento, potremmo trovare degli adulti, potremmo trovare poi successivamente le ovature, le ninfe e le neanidi di varie generazioni. Quindi è una popolazione mista, mischiata, quindi diventa appunto difficile andare a tirare fuori delle singole curve di accrescimento, cioè bisognerebbe andare a tentare di fare quelli che si chiamano individual based model, che però diciamo sono relativamente complicati
e non è che portano, non è la panacea di tutti i mali. Ecco, si possono fare certamente per scopi scientifici sicuramente, ma come dicevamo noi abbiamo bisogno di qualcosa che sia un po' più semplice. E ribadisco ancora, semplice non vuol dire semplicistico, semplice vuol dire comprensivo. Per andare avanti con il nostro modello, io l'altra volta avevamo cominciato un pochettino così astrattamente, adesso andiamo più sul concreto e vediamo cosa ci serve. Ci servono dei dati, ovviamente non solo dati di letteratura, quelli li abbiamo usati per produrre i tassi, ci servono anche dei dati di osservazioni di campo, ci serve la realtà, perché poi la realtà è quella che dobbiamo da un lato modellare e dall'altra confrontare con i risultati del modello. Quindi i dati che ho avuto a disposizione, che il buon Sandro Bolognesi mi ha fornito, e ringrazio anche chi li ha forniti, sono questi qua. Ci sono, vedete, alle volte 2 o 3 anni, dal 2020-2022, di un po' di località di monitoraggio in Veneto, e in particolare io ho utilizzato i dati di cattura, cioè quelli con le trappole, per la fase di, chiamiamo, modellizzazione, e i dati del monitoraggio visivo, quelli normali, per la successiva validazione, ma vedremo come. Bisogna innanzitutto fare, quando si ha una base di questi dati a disposizione, un'analisi preliminare, ossia, cosa vuol dire un'analisi preliminare? Bisogna vedere se i dati sono plausibili, nel senso che se io vado a controllare il dato punto per punto e vedo che mi trovo 2000 cimici in una trappola al 1° di gennaio, forse c'è qualcosa che non funziona, magari è stato un errore di battitura o qualcosa di questo tipo. Quindi, per fare un'analisi preliminare, cosa ho fatto? Sono andato semplicemente a guardare la comparsa, in questo caso è la comparsa della media della comparsa delle, vedete, io qui ho scritto cattura adulti, vuol dire che nelle trappole c'erano soltanto individui adulti, mix individui adulti e individui giovanili. Questi sono quelli che io ho usato per diciamo il modello base, e poi ho suddiviso gli altri dati per 2 colture, perché avevo i dati abbastanza sufficienti, quindi pero e melo, anche qui adulti e mix, e vedete che qua ho indicato appunto le date medie, attenzione, le date medie di comparsa, non le prime, quindi gli adulti 11 maggio, mischiati 13 luglio, 4 maggio nel pero, 10 maggio, insomma ho fatto un grafico di questo tipo, così lo vediamo un pochino più specificatamente. Ecco, vedete che praticamente le medie che io ho indicato nella tabella, qua il programma non me le indica, sono più o meno a metà del box, perché questa linea è la mediana. Comunque vedete che insomma i dati sono abbastanza plausibili, perché andiamo appunto da comparsa di adulti a fine febbraio, però andiamo addirittura a oltre quasi fine settembre, quindi diciamo che il periodo è abbastanza diciamo plausibile con quello che è la realtà. Io poi sono andato anche a confrontarli con altri dati che ho trovato, per esempio con questa diapositiva che ho preso da una presentazione che appunto che era stata fatta da Veneto Agricoltura. Vedete che i dati anche rilevati qui nel 2015, 16 e 17, se facciamo un po' i confronti con le varie inizi dei box, coincidono abbastanza con quelli che ho avuto a disposizione. Quindi ecco, la plausibilità dei dati è molto importante, perché bisogna appunto evitare di poi trovarsi dei dati che ti sparano fuori. Ecco, una cosa interessante, per esempio, con l'analisi, questa analisi dei box plot, cosa si rileva? Si vedono quelli che si chiamano outlier. Gli outlier sono questi puntini qui.
Questo cosa vuol dire? Che statisticamente questa osservazione è completamente diversa da tutte queste altre. Possiamo vedere magari, se riesco a tornare indietro un attimo, ecco. Vedete qua? Questo punto è completamente a sé stante, non c'entra niente con il resto della popolazione, quindi di fatto questo punto non è plausibile e lo si può eliminare. Come pure questo punto qui, vedete che anche questo è completamente al di fuori della maggioranza dei dati. Quindi già si può fare già una piccola scrematura dei dati andando a vedere quelli che statisticamente sono più plausibili, più avvicinabili. Il concetto che avevamo detto appunto era quello di fare un modello con la combinazione della presenza dell'ospite e della popolazione attiva. E l'avevamo chiamato appunto questo modello a indice di rischio e avevamo visto che potevamo combinare i 3 tassi calcolati, lo sviluppo, la fertilità e la sopravvivenza, con una combinazione probabilistica per trovare poi una funzione che ci permetta di andare avanti col modello. Poi mi ricordo che proprio all'ultimo minuto qualcuno si è accorto giustamente e ha fatto è stata un'osservazione molto corretta, ha detto che ma i tassi che abbiamo prodotto sono molto molto simili, perché dobbiamo usarli tutti e 3, combinarli e non possiamo usarne uno solo? Naturalmente è ciò che in effetti facciamo, nel senso che quando si lavora con dei tassi che hanno degli andamenti molto simili e si lavora soprattutto con i valori relativi, possiamo, diciamo, risparmiare, diciamo così, risparmiare qualcosina nella programmazione, nella modellizzazione, possiamo trovare delle piccole scorciatoie. Vi ricordate, l'avevamo già fatto per esempio con le malattie delle piante, quando avevamo calcolato dall'arrivo della spora all'apparenza dei sintomi, all'appariscenza dei sintomi, le 3 fasi, la penetrazione, la crescita del micelio e la formazione del pressore e la crescita del micelio, oppure avevamo fatto un tasso solo, la famosa probabilità di infezione. Qui praticamente cosa possiamo fare? Noi possiamo tentare di fare una cosa di questo tipo. Se noi andiamo a vedere un attimino i tassi che avevamo modellato normalizzati, vedete che praticamente le curve sono effettivamente molto molto simili. Innanzitutto hanno una temperatura minima molto, molto simile, una temperatura massima molto simile e anche un optimum molto molto simile. Quindi di fatto questi 3 tassi si possono combinare tra loro per risparmiare un pochettino di modellizzazione e per ampliare anche un po' la dimensione dei dati. Quindi cosa succede? Che praticamente se noi andiamo a riprendere il nostro grafico o il nostro concetto, possiamo combinare il tasso di sviluppo, di fertilità e di sopravvivenza in quello che io ho chiamato un tasso di attività. Tasso di attività che vuol dire, cosa vuol dire quando un insetto è attivo? Quando un insetto è attivo vuol dire che cammina, vola, si riproduce, mangia, quindi è nell'optimum della condizione. Quindi di fatto in genetica si chiamerebbe fitness, fitness che però vuol dire semplicemente il successo di un insetto, la fitness di un insetto non è tanto il muscolo, non sono tanto i muscoli, ma il potenziale riproduttivo. E quindi in questo caso la cimice asiatica ha una grossa fitness perché produce davvero un fracco di uova. Comunque io l'ho chiamato tasso di attività, in cui appunto in questa attività comprendiamo, diciamo, quella che è la normale attività dell'insetto. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo combinare i 3 tassi che avevamo sviluppato precedentemente,
quindi prendiamo il tasso di fertilità, il tasso di di sviluppo e il tasso di sopravvivenza. Vedete che le curve sono simili. In realtà il tasso di sopravvivenza è leggermente spostato. Io però ho controllato statisticamente, di fatto tutte e tre le curve appartengono alla stessa distribuzione, quindi statisticamente possiamo combinarle e possiamo creare un tasso di attività, che è questa riga, questa funzione qua gialla che vediamo qua, in cui non si sposta più di tanto la temperatura minima, siamo sempre comunque sui valori di letteratura, si sposta un attimino la temperatura massima, si va verso i 36 gradi, però non è così drammatico. Riprenderemo comunque sia il tasso di fertilità sia il tasso di sviluppo, perché ci serviranno comunque anche dopo separati. Quindi diciamo che abbiamo ridotto il modello, abbiamo ridotto i tassi da 3 a 1 e l'abbiamo chiamato tasso di attività. Questa sembra una funzione di Brière. Adesso dobbiamo andare a vedere qual è l'altro parametro che ci interessava, perché se torniamo un attimo indietro, il tasso di fertilità, avevamo detto, era influenzato sì dalla temperatura, ma da che cosa altro, ed è in questo caso molto specifico, influenzato dalla diapausa, nel senso che le cimici in diapausa non si riproducono, non sono fertili. Quindi di fatto può esserci una temperatura favorevole, quindi avranno un'attività, ma non hanno la fertilità, perché la fertilità è, se sono extra diapausa, in diapausa non hanno la, o fine di pausa non hanno ancora la fertilità. Quindi dobbiamo andare a cercare di produrre una funzione o una funzione o un qualche cosa che ci permetta di stimare questa diapausa, di vedere quali sono i confini delle diapause. Non l'ho scritto, ma magari prendete un po' nota. Negli insetti abbiamo due forme di diapausa. Forse l'avevamo visto all'inizio delle lezioni, comunque andiamo un po' a riprendere quelle diapositive. Avevamo la diapausa, cosiddetta diapausa invernale e una diapausa estiva. La diapausa invernale è quella che praticamente quando le temperature sono sfavorevoli, gli insetti vanno o producono uno stadio resistente per svernare, oppure vanno gli adulti a svernare, e la diapausa estiva, che si chiama anche estivazione, si ha per esempio in alcune specie quando fa troppo caldo. Allora anche in quel caso lì l'insetto si difende andando in questo stato catatonico, in maniera da non consumare energia. E la diapausa è regolata da un ritmo circadiano, quindi è regolata dalle ore di luce del giorno, come per le piante, anche così per gli insetti. Quindi dobbiamo andare a calcolarci la durata del giorno. E come facciamo? Ci sono diversi algoritmi, ne trovate una marea su internet. Io ne ho sviluppato uno molto semplice che per i nostri scopi va relativamente bene, anzi direi molto bene. Come sapete il numero di ore di luce del giorno è fisso, cioè dipende essenzialmente da che cosa? Dipende dalla inclinazione del Sole sulla Terra, dipende dalla latitudine e dalla longitudine, altitudine e latitudine, questi tre parametri. E poi durante tutti gli anni, durante tutti i secoli è sempre uguale, si sposterà un pochettino, però è sempre uguale, cioè l'unica cosa che non cambierà con i cambiamenti climatici, quindi cambieranno i cambiamenti climatici, ma non cambierà la durata delle ore di luce del Sole. Per calcolare questa durata io uso tre formule abbastanza semplici. La prima è, allora, innanzitutto mi serve la latitudine e la longitudine del posto, della località per cui voglio calcolare la durata del giorno, quindi quelle le trovate su Google Maps, non ci sono problemi.
E poi cosa succede? Si fa innanzitutto una correzione del mezzogiorno solare con questa formula basata sulla latitudine e sul giorno del mese. Poi con quest'altra formula si calcola l'azimut, in questo caso si usa il giorno giuliano, cioè il giorno del calendario, e poi si ottiene la luce di ore, le ore di luce giornaliere con questa formulaccia qua che ottiene, che funziona con la longitudine e con l'azimut. Quindi con questa formula qui molto semplice si può calcolare con buonissima approssimazione la durata delle ore di luce del giorno. Quindi come funziona? Per quanto riguarda la nostra cimice, sappiamo che esiste un'induzione e una fine della diapausa posta a 13,5 ore di luce. Cioè cosa vuol dire? Che al di sotto delle 13,5, 13 ore e mezza di luce, l'insetto non è attivo, è in diapausa. Quindi quando l'attività dell'insetto, meglio non tanto l'attività, meglio la fertilità dell'insetto scatterà dopo le 13 ore e mezza di luce. La funzione della diapausa, perché è vero, io posso anche usare soltanto i due estremi, i due interruttori, posso dire, ah caspita, qui ci sono 13 ore luce in mezzo, qui ce ne sono 13,5, qua sale e qua scende, e potrei usare solo i due interruttori, nel senso di dire qua accendo e qua spengo. In realtà, essendo anche questo qua un fenomeno biologico, e comunque dai dati di letteratura si evince che comunque più ore di luce ci sono e più fertili sono gli insetti, ho semplicemente trasformato le ore di luce del giorno in una funzione, questa funzione diapausa, dove abbiamo le ore di luce meno la base diviso il massimo di ore di luce diviso di nuovo scusate, qui ci vuole un meno la base. Il massimo di ore di luce come le ottengo? Praticamente lo ottengo con la stessa formula che abbiamo visto prima, utilizzando il calendario del 21 giugno, perché voi sapete che il 21 giugno, 21, 20, 21, 22 è il solstizio d'estate, quindi praticamente è il massimo delle ore di luce. Quindi utilizziamo questo punto come punto di flesso. Quindi cosa verrà fuori? Verrà fuori un grafico di questo genere. Qui abbiamo le ore di luce, vedete praticamente, sono i dati di Valle Vecchia. Vedete ore di luce, la curva che praticamente sale più o meno a metà giugno flette, questo è il numero di ore di luce giornaliere, e utilizzando questo numero di ore di luce, praticamente qui indica naturalmente 12, noi partiamo da 9 se partissimo da gennaio, qui siamo già a 12 ore il primo di aprile più o meno, e la funzione della diapausa come sarà? Eccola qua, la funzione della pausa è questa campana, ossia a un certo punto intorno al 15 di aprile abbiamo le 13 ore di luce a Valle Vecchia, saliamo fino a metà giugno e riscendiamo, e praticamente verso la fine di agosto abbiamo già di nuovo gli insetti che, nonostante ci sia ancora temperatura favorevole per lo sviluppo, in realtà non si riproducono più perché non sono più fertili, quindi si ferma la riproduzione. Noi ovviamente potremo continuare a trovare adulti e naturalmente meno stadi immaginali perché non ci sono più uova, quindi troveremo degli adulti che piano piano comunque andranno poi oltre che continuare a produrre danni, ma andranno anche a svernare. Quindi di fatto come funziona la fertilità? La fertilità funziona in questo modo, o meglio, come funziona la diapausa? È molto molto semplice. Prendiamo questa curva, avremo che prima della diapausa
cioè prima della fine della diapausa e dopo prima della fine della diapausa invernale e prima dell'inizio di nuovo della diapausa invernale, troveremo praticamente la maggior parte saranno cimici adulte. Nel periodo intermedio, durante la fase attiva, diciamo fertile, troveremo chiaramente, oltre agli adulti, anche le ovature, troveremo gli stadi preimmaginari, quindi le neanidi e le ninfe. Quindi diciamo, la luce in questo caso regola molto bene, è un parametro di cui bisogna tener conto per andare avanti nella nostra modellizzazione dell'insetto. Quindi abbiamo visto la diapausa. Poi mi sono posto il dubbio, ovviamente, questo insetto, essendo fertile, cosa succede? Andando avanti cambia ovviamente la generazione. Da qualche parte ci sarà comunque uno scatto, ci sarà una generazione nuova e essendo avevamo visto anche questo, un insetto polivoltino, vuol dire che produrrà o può produrre più generazioni durante la stagione. E quando avviene questo cambio di generazione? Come facciamo a stabilire quando avviene? Allora, praticamente cosa ho fatto? Vado a fare un calcolo dell'inizio della oviposizione. Quali sono le condizioni? Le abbiamo viste prima. Una sicuramente la fine della diapausa invernale e la seconda condizione è ovviamente avere un tasso di fertilità positivo, perché se finisce la diapausa ma fa freddo, questi signori qua, anche loro non vanno avanti perché non sono fertili per colpa, questa volta, della temperatura, ma non della luce. Quindi cosa succede? Noi possiamo andare a riprendere comunque il tasso di fertilità che avevamo modellizzato e cosa facciamo? Lo mettiamo su questo grafico, vedete qua il tasso di fertilità, vedete che dove qui diciamo è solo dipendente dalla temperatura, quindi vedete ovviamente più alti sono gli istogrammi, più gli insetti sono, diciamo così, fra virgolette, fertili. Ci sono anche dei periodi in cui abbiamo delle basse fertilità naturalmente, e vedete che teoricamente, in base solo alla temperatura, già a inizio aprile, inizio metà aprile, avremmo già degli individui in grado, per la temperatura, comunque di accoppiarsi, perché il tasso di fertilità è positivo. In realtà cosa succede? Dobbiamo fare i conti con la nostra curva della luce e vedete che praticamente cosa succede? Che questi 3 picchi di fertilità rimangono fuori dalla campana blu. Quindi di fatto la partenza in cui i nostri insetti sono fertili, in questo caso vado a calcolare del 19 di aprile, quando c'è il primo picco positivo sotto la curva a campana. Quindi diciamo che questo è il punto in cui, essendo gli insetti fertili, posso dire a breve avremo le ovature. Quindi di fatto io utilizzo questo punto come punto di partenza per calcolare la generazione, le generazioni. E come si fa? Cioè per calcolare il cambio di generazione. Ho fatto in questo modo. Per calcolare il cambio di generazione riprendiamo il nostro grafico e che cosa ho usato? Ho usato la cara buona e vecchia sommatoria termica. In questo modo. Innanzitutto ho usato una soglia per il cambio di generazione che è posta a 537,63 gradi giorno. Questo valore è un valore di letteratura. Gradi giorno sapete cosa sono, li abbiamo già incontrati, e ho utilizzato una temperatura minima per il calcolo dei gradi giorno pari a 14,53. Questo dato, 14,53, è la media
di tutte le temperature minime che ho trovato in giro, incluse quelle che abbiamo fatto con i nostri grafici. Quindi diciamo che corrisponde comunque nel range assolutamente delle temperature utilizzate. E che cosa ho fatto? Siccome non è che non mi interessa proprio sapere quando c'è la nuova generazione, mi interessa sapere un qualche cosa che cresce, un qualche cosa, chiamiamolo un potenziale di generazione. Quindi cosa ho fatto? Calcolo il numero di generazioni, o meglio ancora questo potenziale di germinazione, con questa formula. Gradi giorno diviso 573,63. E cosa succede? Succede questo, che io ottengo una curva di questo tipo, una curva, qui ho indicato con degli istogrammi, ma è lo stesso, è una curva. E che cosa significa questa curva? Sono le generazioni relative, cioè teoricamente il potenziale generativo di questi insetti, perché dividendo la somma di temperatura per questo valore, ovviamente quando supero l'1 ho una nuova generazione, quando supero il 2 una nuova generazione, eccetera, eccetera. Quindi questo grafico ci permette di vedere la generazione potenziale, in questo caso riguardo Valle Vecchia, nel 2022. E questa curva nera che vedete, la funzione nera, non è nient'altro che la somma dei gradi giorno. Infatti fa riferimento all'asse delle Y alla mia sinistra. Quindi la curva nera è la crescita della temperatura, dei gradi giorno, sempre a partire avevamo visto, 19 di aprile, e questi istogrammi gialli sono le generazioni relative. Noi dobbiamo ancora però ricordarci che siamo sempre lì il discorso della fertilità, e quindi a un certo punto troveremo che dobbiamo andare a fare i conti di nuovo con il nostro grafico della diapausa. Quindi, di fatto, cosa succederà? Che a un certo punto, non essendo più gli individui fertili, non avremo più crescita di generazioni. Io qui non ho interrotto la curva, ma di fatto, praticamente, qui si verrà ad interrompere il calcolo, perché di fatto dopo gli individui non sono più fertili, quindi non può esserci una nuova generazione. Quindi se noi andiamo a prendere questo punto qui e tiriamo su una righetta, vediamo che praticamente siamo a un potenziale di una generazione e mezza, una qualcosa. Ovviamente se la temperatura è più elevata, attenzione però non oltre la temperatura elevata, avremo chiaramente questi 573 gradi arriveranno in prima, e di fatto avremo la possibilità di avere più di una generazione. Quindi questo era il cambio di generazione. Allora, abbiamo visto fino adesso appunto quello che è un pochettino la base del nostro modello. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo combinato i dati in tassi, abbiamo raggruppato il tasso, abbiamo calcolato la funzione della diapausa, abbiamo calcolato il cambio di generazione. Adesso dobbiamo concretamente mettere insieme tutte queste cose, come avevamo già più o meno fatto l'altra volta. Il problema di mettere insieme tutti questi dati, appunto, adesso dobbiamo concretamente fare un collegamento. L'avevamo già fatto l'altra volta un po' sbrigativamente, adesso lo facciamo un po' più nel dettaglio. Cosa dobbiamo fare? Avevamo il famoso problema della popolazione mista, e allora cosa succede? Possiamo dividere la popolazione in due classi. Dividendo in due classi in questo modo. Possiamo considerare una classe 1 quando noi troviamo solo gli adulti ed è all'inizio della stagione, quindi diciamo quasi pre-diapausa,
noi troviamo, pre-fine diapausa, troviamo ovviamente degli individui che escono dallo svernamento perché le temperature sono favorevoli e quindi cominciano a gionzolare, già cominciano comunque a nutrirsi e poi a un certo punto, diciamo, passato il famoso interruttore che attiva la fine della diapausa, troveremo la popolazione mista, cioè la presenza contemporanea sempre più di adulti e di stadi giovanili. E a fine stagione ovviamente troveremo di nuovo soltanto gli adulti che vanno poi a svernare. Quindi divido i miei dati delle catture in due classi. Una classe 1, presenza di soli adulti, e una classe 2, la presenza contemporanea di adulti stadi giovanili. Quando io ho una risposta binaria, quindi 0-1 o 1-2, posso utilizzare una tecnica che si chiama analisi discriminante logistica. Potrei farne una lineare, ma io utilizzo la logistica perché, insisto sempre su questa cosa qui, in biologia non ci sono fenomeni assolutamente lineari. I fenomeni in biologia sono sempre delle curve e moltissimi fenomeni in biologia si possono descrivere con una sigmoide. In questo caso utilizziamo la logistica perché è quella più flessibile di tutte e poi vedremo altre applicazioni della curva logistica ma nella prossima lezione. Quindi cosa succede? Io ho questa situazione, l'abbiamo già visto questo grafico, se lo ricordate, ho la possibilità di dividere le due classi dei miei insetti con una attraverso una funzione di probabilità che passi e discrimini, in questo caso discriminante, ma non ha un valore negativo in questo caso. Discriminare vuol dire proprio separare nettamente due classi, due classi di valori. Siccome la funzione logistica mi dà una probabilità come risultato, io avrò una probabilità a seconda dei valori che assume questa funzione, una probabilità di trovarmi in classe 1 e una probabilità di trovarmi in classe 2. Quindi di fatto io devo anche identificare una soglia discriminante in questo caso diciamo come si dice, di default si usa il 50%, cioè il valore della curva logistica pari a 0,5 che è il punto di flesso, come soglia per dire al di sotto dello 0,5 siamo in classe 1, al di sopra dello 0,5 siamo in classe 2. Per fare ovviamente la funzione ho bisogno di dei valori da mettere qua, dei parametri da mettere sull'asse delle x. E che cosa uso? Uso praticamente il tasso di attività mediato degli ultimi 7 giorni, combinato con la diapausa e il numero di generazioni relativo. Perché questi tre tassi e non altro? Questo dipende un pochettino anche dalla vostra fantasia, nel senso che bisogna fare degli esperimenti, bisogna cercare di riuscire a combinare i dati con un po' di esperienza. Quando uno ha in mente più o meno l'output del modello, allora riesce a fare il modello con cui produrrà questo determinato output. Quindi analisi discriminante logistica. Cosa si fa? Si prendono i dati, di fatto fisicamente, si mettono in un bel foglio Excel e si cerca di fare delle regressioni praticamente. Di solito si fa in questo modo qui. Si parte facendo separando i dati. Vedete qua, praticamente io ho a disposizione, se non ricordo male, 448, 2 e 2, 4, 200, più di 200 osservazioni e le
come si dice, faccio girare il modello statistico randomizzato, cioè faccio fare tanti giri, ossia produco diverse curve di regressione. Qui sono per esempio 1, 2, 3, 4, in questo esempio ho messo 4 curve di regressione con delle diverse iterazioni, quindi vuol dire che questa regressione gira 6 volte, questa gira 8 volte, questa gira 6 volte, questa gira 12 volte. Cosa succede? Io ottengo dei valori che vedete qui, delle cose un po' strane, adesso cerco di spiegarveli. Le osservazioni, vabbè, sono queste, il numero di dati che entrano nell'analisi, questi sono i gradi di libertà, sono le cose statistiche. Quello che è interessante sono questi indici. Vedete, noi avevamo visto il famoso indice di Pearson, ve lo ricordate, l'indice di correlazione. Questi sono relativamente nuovi, vi dico relativamente perché in statistica non c'è niente di molto nuovo, comunque relativamente nuove come impiego per stimare la bontà delle curve, e si chiamano pseudo coefficienti di determinazione, e prendono i nomi da chi li ha calcolati, quindi ci sarà un signor McFadden, Cox e Snell e Nagerlerke. Bisogna però prenderli un attimino con le forbici questi coefficienti. Come Pearson, anche questi hanno dei valori definiti, quindi vanno da -1 a +1. Quindi, diciamo, più si avvicina al valore ottimale, più la correlazione è buona. In realtà questi coefficienti sono affetti un pochettino da errori. Quindi, di fatto, non bisogna spaventarsi quando si trovano dei valori bassi di questi coefficienti, perché alle volte il valore basso del coefficiente non vuol dire che la regressione non è buona. In particolare, questo, io guardo sempre questo Nagerlerke, e quando mi trovo dei valori che sono vicini comunque allo 0,5, quindi tra 0,4 e 0,5, alle volte si ottiene anche uno 0,6-0,7, diciamo che la simulazione è abbastanza buona, quindi statisticamente sono abbastanza sicuro. Un altro criterio che lo trovate indicato con questo AIC. AIC significa Archaic Iterium Criterium, è una cosa anche questa relativamente nuova per la biologia, attenzione, nuova perché è stato sviluppato negli anni 30 da un ricercatore giapponese. Quando questo AIC deve avere, anche qui non esistono delle soglie ben definite, ma deve avere dei valori alti. Cosa significa valori alti? È un po' una trappola, nel senso che sì, 126, 176, 128, 152. Bisognerebbe andare a confrontarla con delle tabelle particolari e si vede che secondo l'AIC le funzioni sono abbastanza buone anche in questo caso. Una volta fatte tutte queste simulazioni, cosa succede? Otteniamo, l'avevamo già visto l'altra volta, quella che si chiama la famosa tabella di classificazione, cioè praticamente facciamo le differenze tra la classe che produce, la probabilità di classe che produce la funzione e quella che è invece realmente osservata. Quindi nel nostro caso avevamo l'1 e il 2, vedete che qui praticamente su un totale di 178 casi analizzati abbiamo classi 1 simulate, classi 1 osservate, 83, classi 1 simulate, classi 2 osservate, 27, 2 simulate, 2 osservate, 50, 2 simulate, 1 osservata, 18. E qui vedete le percentuali di casi corretti. In realtà da questa tabella noi avevamo visto che si possono derivare degli indici particolari che ci dicono la bontà del nostro modello. Quindi avevamo questi 83, cioè gli 1 che sono uguali a 1, sono i veri negativi, cioè il numero di casi trovati negativi dal test ed effettivamente negativi. Negativi in questo caso cosa vuol dire? Negativi vuol dire
che sono nella classe più piccola, quindi 1, 1. Poi abbiamo invece dall'altra parte quelli che si chiameranno falsi negativi, cioè il numero di casi che io trovo negativi, cioè che la mia curva mi dice guarda che hai un caso negativo, e in realtà sono positivi. E questi sono i più pericolosi, perché i falsi negativi cosa vuol dire? Che io cerco una classe, il modello mi dice guarda che hai una classe 1, in realtà ho una classe 2, quindi di fatto è una sottostima, quindi è pericolosa. Dall'altra parte di sotto avremo i falsi positivi, questo quadratino verde va qua sul 18, cioè il numero di individui trovati positivi al test ma che di fatto sono negativi. Questo non è così drammatico perché sono le sovrastime, nel senso che mi dice guarda che potresti avere una classe 2, quindi potresti avere un pericolo, in realtà questo pericolo non c'è. Quindi diciamo sono chiamati anche falsi positivi perché sono meno pericolosi dei falsi negativi. E avremo ovviamente dall'altra parte ancora questi 50, i veri positivi, cioè il numero di casi che sono trovati positivi dal test e che effettivamente sono positivi. Le percentuali di correzione di dati corretti sono quelle che dobbiamo guardare per stimare la bontà del modello. Voi qui non troverete mai dei 100%, e poi vedremo il perché non troviamo mai dei 100%, perché di fatto c'è una variabilità dei dati molto, molto elevata. Troveremo dei valori che vanno dal 60, 70, 80% massimo, qualche volta 90%. Ma sono casi particolari. Diciamo che quando io qui trovo dei valori di questo tipo, io sono già più che contento, perché quando un modello in qualsiasi campo, sia nel campo delle malattie, sia nel campo della popolazione degli insetti, riesce ad arrivare a darmi un 75% di attendibilità, poi vediamo cosa intendiamo per attendibilità, ho già fatto dei grossi passi in avanti. E poi ricordatevi, ve lo ripeto ancora una volta, ve lo ripeterò sempre, noi facciamo quelli che si chiamano sistemi di supporto alle decisioni, non sistemi di decisione. Quindi supporto vuol dire attenzione perché potresti avere un bel rosso, ma potresti anche avere un verde chiaro, oltre naturalmente a quelli giusti. Con questi valori noi possiamo calcolare due caratteristiche particolari del nostro modello, che sono la specificità. Cos'è la specificità? Che è la proporzione di veri negativi, cioè il rapporto tra i negativi correttamente rilevati e tutti gli individui negativi, che consente di misurare l'efficacia del test per gli individui negativi. Il test com'è? È perfetto se la specificità è uguale a 1. Cioè, cosa vuol dire? Il modello perfetto ti direbbe specificità, specifico, quindi dice tutti gli 1 sono giusti, tutti i 2 sono giusti, specifico. Se il valore è 0,5, la cosa è puramente casuale, cioè dice può essere o 1 o può essere 0, controproducente se inferiore a 0,5, cioè vuol dire guarda che tutti i tuoi 2 sono classificati 1 o tutti i tuoi 1 sono classificati 2. Quindi la specificità, il modello è specifico. L'altro parametro che ci permette di calcolare questa tabella è la sensibilità. Sensibilità cosa vuol dire? Sensibilità è la percentuale dei veri positivi, cioè il rapporto tra gli individui positivi correttamente rilevati e tutti gli individui positivi. Cioè la sensibilità permette anche qui di misurare l'efficacia del test per gli individui positivi. Attenzione, sensibilità, sensibile, il modello è sensibile. Cosa vuol dire sensibile? Anche qui, se la sensibilità, ho dimenticato di correggere, è uguale a 1, il modello è sensibile, nel senso che vuol dire che anche brevi scostamenti ti permettono di andare in una classe o nell'altra. Se la sensibilità è 0,5, il modello è quasi non sensibile, nel senso che anche qui è un caso, se io trovo un caso corretto.
Se è inferiore a 0,5 il modello assolutamente non è sensibile, nel senso che io posso metterci dentro i dati che voglio e troverò sempre dei valori del piffero. Vi ricordate quella famosa definizione, la radice quadrata della è uguale alla Quindi di fatto il modello con una bassa sensibilità non va bene. Quello che dobbiamo cercare di fare è sempre di avere un equilibrio, ossia sia che la specificità che la sensibilità siano equilibrati. Quindi in questo caso vediamo che lo sono, perché abbiamo un 75-45, un 73-53. In realtà sì, possiamo calcolare anche il numero di falsi positivi, 1 meno sensibilità 0,27. Numero di falsi negativi, 1 meno specificità 0,25. Quindi queste sono le percentuali. Quello che abbiamo fatto fino adesso, ossia far girare questo modello con un classificatore binario, si avvicina molto, anzi è la base di quello che magari avete già sentito parlare, è del famoso machine learning. Cos'è machine learning? Cioè la famosa intelligenza artificiale. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Quindi questa diciamo, è la base di un modello di intelligenza artificiale, ossia quando io ho delle variabili dicotomiche posso far sì che il modello impari da se stesso. Più io aggiungo dati, più il modello si modifica, più il modello impara dai nuovi dati. Quindi è un vantaggio fare un modello di questo tipo, perché più dati io poi posso aggiungere e più miglioro la previsione, più discrimino accuratamente le classi. E come si fa questo machine learning? In realtà è una cosa abbastanza semplice se lo facciamo con questa procedura, nel senso che ci sono procedure un po' più particolari, un po' più complicate, difficili. Comunque funziona così. Di fatto noi abbiamo un database, noi abbiamo un totale di osservazioni e le abbiamo divise nelle due classi. Cosa facciamo? Facciamo girare il modello, come abbiamo fatto prima, con diverse percentuali, con diversi, separiamo i dati praticamente. In che senso? Prendiamo dalla colonna dei dati di classe 1 e dalla colonna dei dati di classe 2 un numero di dati casuale. Con quel numero di dati casuale lì faremo una validazione e con l'altro numero faremo girare il modello. Quindi cosa succede? Otteniamo due tabelle. La prima si chiama in inglese, perché il mio programma è in inglese, è la training sample, l'addestramento. Questi risultati di questa tabella sono i risultati del modello di addestramento. Cioè io faccio girare il modello casualmente, tot giri, abbiamo visti prima, 6 giri, 10 giri, 12 giri, 15 giri, con dei valori presi a caso sempre nello stesso database. E quest'altra tabella è quella invece della validazione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io in questa tabella in realtà confronto il risultato di questa tabella con la realtà dei fatti. E vediamo che cosa succede. Succede una cosa interessante, perché io ho naturalmente dei risultati diversi, ovviamente. Perché? Cosa succede? Tutte le volte che il modello gira, prenderà stocasticamente, casualmente, dei numeri diversi. Quindi vedete qui, andiamo per esempio, prendiamo questa, il primo giro. Vedete che i corretti, 61% classe 1, 86% classe 2. Ma ci sono dei valori molto diversi alle volte. Vedete qua 57, 82, 71, 60, 80, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Io più faccio girare il modello e magari aggiungo dati, più otterrò delle percentuali corrette, diciamo delle percentuali valori accettabili. Ed ecco qui per esempio, 50% relativamente bassa,
e 93%. 50% ricordiamoci era la specificità, quindi 50% vuol dire che specifico non lo è molto, è però molto sensibile, nel senso che 93,5 sul classe 2 vuol dire che in questo caso questo set di dati mi identifica molto bene soltanto il gruppo 2 e non il gruppo 1. E possiamo andare avanti così praticamente facendo una serie infinita di simulazioni. Questo è il principio proprio del cosiddetto machine learning, cioè del linguaggio macchina, cioè il modello che impara dai suoi errori, impara da se stesso. Poi, ripeto, possiamo aggiungere dei dati l'anno prossimo, dei dati nuovi, lo facciamo rigirare di nuovo con le stesse caratteristiche e troviamo degli altri coefficienti che vanno a dare dei risultati migliori. Tutto questo, tutto questo a che cosa serve praticamente? Serve di fatto ad andare a piazzare sulla mia funzione, sulla funzione che abbiamo visto prima, sulla mia funzione discriminante, una soglia che noi avevamo posto allo 0,5%. Ma chi ci dice che questa soglia appunto non sia 1,06 o 1,04 o 1,03 o 1,07? Cioè esiste la possibilità di classificare questi dati meglio di come sono classificati dal punto di vista solo 50 e 50? Esiste, sì, perché alle volte, per esempio, nel nostro caso specifico, pensate un attimo, noi avremo in classe 1 relativamente pochi casi, perché se la temperatura non è favorevole, lo svernamento finisce tardi, quindi avremo subito l'induzione alla fine della diapausa, quindi la riproduzione, quindi avremo subito una popolazione mista, quindi i casi di classe 1 saranno molto pochi. Oppure potrebbe succedere il contrario, che le temperature sono elevate, quindi avremo più individui di classe 1 che ovviamente arrivano magari già debilitati alla fine della diapausa, produrranno meno individui forse successivamente, quindi saranno meno fertili, quindi anche in questo caso può darsi che potremo avere delle diminuzioni di popolazione anziché un aumento di popolazione. Sono tutti discorsi ovviamente che si integrano uno con l'altro. C'è una possibilità di vedere dove posso piazzare questa soglia matematicamente, statisticamente? Sicuramente c'è, e si usa si fa anche qui un calcolo particolare. Allora, io rappresento adesso qui una tabellina, vedete qua, che sembra quella dell'estrazione del Superenalotto. Cosa si fa con questa tabellina? Innanzitutto io in questa colonna dove c'è scritto classe, e dove vedete 2, 1 e 2, è la mia simulazione, cioè quello che io ottengo facendo girare il modello e tiro fuori una funzione, questa funzione la faccio girare e lui mi dice, a seconda delle caratteristiche che tu hai messo dentro, dei parametri, della diapausa, del tasso di sviluppo, della fertilità, tu hai una classe 2, cioè individui misti, o una classe 1, solo individui adulti. Cosa faccio poi? Confronto questa classe con delle soglie. Vedete qua, 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 1. Quindi cosa vuol dire? Io guardo questo individuo di classe 2, se io metto la soglia a 0 è sempre classe 2? E lui mi dice sì. Se lo metto una soglia 0,1 è sempre classe 2? Sì, lo è ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che a un certo punto arriverà a 0,6 e ti dirà attenzione perché non è più classe 2 e classe 1. Poi cosa faccio? Una volta ottenuto questa tabella, devo calcolare la differenza tra la classe effettivamente rilevata. Quindi partirò dalla classe 0 e farò
questo punto, in questo punto di monitoraggio io ho 0 valori, cioè non ho né 1 né 2, io ho 0, quindi 0, la realtà è 0, io in realtà, io qua c'ho un 2. No, scusate, sto sballando qualcosa. Allora, sì, 0, io in realtà c'ho un 2. No, qui sono già i risultati, scusate un attimo, non mi devo confondere. A 0 vuol dire che praticamente se io faccio la differenza tra, e questo è 2 meno 2 va uguale a 0, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto lo 0,6 vedete che è un meno 1, perché meno 1? Perché 0,6 qui è 1, in realtà 1, calcolato 2, 1 meno 2 fa meno 1. So che un po' andiamo a vedere i risultati perché non è una cosa semplice da spiegare. Comunque magari poi guardiamo in Excel un attimo se riusciamo a capirci qualcosa di meglio. Comunque in questa tabella cosa succede? Io utilizzo una funzione, metto delle diverse soglie, praticamente è così. Io utilizzo una funzione, metto una soglia e guardo quanti sono qui, quanti sono qua, e faccio la differenza. Metto un'altra soglia, quanti sono qui, quanti sono qua, e faccio la differenza. Metto un'altra soglia, quanti sono qui, quanti... ripetuta. Quindi viene fuori questo mostro di tabella. Alla fine della fiera cosa faccio? Devo calcolare quelle che appunto abbiamo visto, i corretti, le sottostime e le sovrastime. Cosa vuol dire? Il modello mi dice classe 1, reale classe 1, 1 meno 1, 0, corretto, centrato. Modello classe 1, reale 2, meno 1, sottostima. Modello 2, reale 2, 0, corretto. Modello 2, reale 1, 1, sovrastima. Alla fine di quella tabellona che abbiamo visto prima, io tiro delle somme, nel senso che vado a contare per la classe, per la soglia 0, quanti meno 1, quanti 0 e quanti 1 ho. Quindi per la classe 0 avrò 0 meno 1, per la classe 0,1 0, 0,2 0, 0,3 3, 0,4 7 e così via, fino a, chiaramente vedete, qui è ovvio, se io uso la soglia 0, 0 soglia, saranno tutti negativi. Qui uso 1, che vuol dire 0 soglia a livello dell'altro, saranno tutti positivi. Quindi vedete che c'è uno sbilanciamento della tabella. Quindi 1, meno 1, 0, 1. Cosa posso fare? Io posso calcolare adesso con questi dati la specificità e la sensibilità. Quindi vado a prendere la soglia, che è sempre 0 da 0 a 1, le diverse soglie, le sottostime, in questo caso sono questi valori qui, 0003723, quindi sono 000372344, eccetera, 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 il numero di corretti, quindi la riga in mezzo, e le sovrastime, la riga sotto. Con questi valori io posso calcolare la sensitività del modello, perché ho i veri positivi, i veri negativi, i falsi positivi, i falsi negativi. Posso calcolare la specificità, posso calcolare uno meno specificità e poi esiste un indice che si chiama UDEM, il quale ci dice quale valore deve avere la mia soglia per avere il bilanciamento dei casi positivi, negativi e corretti. Questo indice UDEM, poi lo vediamo un attimo graficamente, il punto più alto dell'indice UDEM indica qual è la soglia corretta. Andiamo a vedere qual è il punto più alto, solo vedere i numeri poi lo capiremo meglio sul grafico, e qui 0,51. Con una soglia di 0,51, non di 0,5, attenzione, di 0,51 noi cosa abbiamo? Con il nostro modello possiamo produrre il 3% di sottostime.
il 77% di valori corretti e il 21% di sovrastime. Quindi vedete che aumentando anche solo di 1 unità, non 0,5 ma 0,51, abbiamo già una grossa differenza. E vedete che da questo punto in poi, se noi andiamo di giù, diminuiamo le sottostime e aumentiamo le sovrastime, e diminuiscono anche i corretti ovviamente perché il bilanciamento è a 3. Se io vado in su, se io vado in giù, scusate, 0,45, 0,39, ovviamente aumenteranno le sottostime, diminuiranno le sovrastime, i corretti anche qui rimangono più o meno lì così. Però vedete 0,51 in questo caso potrebbe essere una, come si dice, un valore di soglia relativamente buono per avere delle buone previsioni, perché le sottostime sono poche. Addirittura potrei permettermi di dire ma io comunque tengo lo 0,5 perché in questo caso lo 0,5 mi dà l'1% di sottostime, quindi veramente poco, e posso dire ma posso anche tollerare il 23% di sovrastima. Oppure per assurdo potrei dire no, io voglio nessuna sottostima, quindi scendo al 0,2, scusate, la soglia è questa qua, 0,2 non è 0,51, la soglia è 0,4, chiedo scusa, la soglia è 0,4, non era questa, questo è il valore dell'indice, scusatemi. Allora, appunto, quindi il valore UDEM 0,51 è a 0,4, e quindi la soglia è 0,4 e poi ovvio scendendo o salendo le percentuali. Quello che mi interessa in questo caso è potrebbe magari qualche epidemiologo, puro epidemiologo oppure dinamico di popolazione, storcerebbe un po' il naso, ma io, ripeto, io penso all'applicazione pratica. Quindi se dal punto di vista della pratica è vero che magari questo 0,4 non potrebbe essere, diciamo, statisticamente plausibile, o statisticamente, però le previsioni sono buone, a me interessano questi valori. Cioè di fatto è questo che io voglio avere e questo mi aiuta nella prassi. Un punto in più o un punto in meno, forse super statisticamente corretti, però va bene, cioè, non dico va bene lo stesso, non voglio dire raffazzoniamo, non voglio dire semplifichiamo, ottimizziamo, ecco, mi piace utilizzare questa parola, cerchiamo di ottimizzare, cerchiamo di fare qualcosa che veramente ci sia utile nel nostro lavoro. E lo vediamo un attimo questa cosa qui sulla curva ROC, perché possiamo, con il dato che abbiamo prodotto, produrre la curva ROC. Io ho scritto adesso qui per semplificare sensibile specifico. Con i dati della tabella precedente produciamo la curva ROC, vedete qui la curva, ve la ricordate, praticamente viene calcolato anche il famoso AUC, l'indice sotto la curva, non l'abbiamo guardato, vogliamo un attimo, torniamo indietro. L'AUC, eccolo qua, l'AUC alla fine è 0,81, quindi 0,81 è buono come AUC, è un valore molto alto. Se il modello fosse perfetto, praticamente la riga blu ovviamente sarebbe qui, e quindi l'AUC ovviamente sarebbe 1 perché qui è 1 e qui è 1. In realtà abbiamo 0,81 che è, diciamo, buono come valore. Una cosa che possiamo ancora vedere sulla curva, vediamo da dove comincia la pendenza, perché allora se il modello è sensibile, cioè vado verso la sensibilità, la curva tenderà ad andare verso l'alto. Se il modello è specifico, la curva tenderà ad andare verso il contrario. Allora, sensibile va verso l'1 e specifico anche di qua va verso l'1. Quindi qui si vede il bilanciamento che deve avere il modello e chiaramente se io mettessi qui il 50% è chiaro che lo 0,5 cosa vuol dire? Che praticamente o è sensibile o è specifico, cioè non ha una definizione. Quindi il bilanciamento si vede qui. Se io vado a piazzare su questo grafico lo UDEM, eccolo qua. Vedete che praticamente
il punto più alto dello Udem è qui, 0,51, che corrisponde a una soglia di un po' meno di 0,5. In realtà poi, come abbiamo visto, io lo posso abbassare o lo posso alzare. In questo caso è molto attaccato in questo caso lo Udem alla curva della sensibilità, perché il modello in questo caso è più sensibile rispetto, è meno, chiamiamo così, un po' meno specifico e un po' più sensibile. Però, diciamo, come ripetevo prima, è un modello abbastanza buono. Questo praticamente è il mio, il famoso il database. Qui abbiamo le località che vi dicevo, quindi avremo allora, località di queste che non ho meno. Vedete qua Diana, Fracasso, Legnano, Masi, Palù, eccetera, 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 eccetera. Queste sono le località. L'anno ovviamente, il mese, giorno giuliano, questa è la data, c'è un errore ma è la data, i dati meteorologici, temperatura, media, minima, massima, umidità relativa, pioggia, e poi cominciamo con i vari tassi. Qui viene calcolato il tasso di sviluppo, naturalmente io faccio riferimento alle formule che si trovano in un foglio particolare in cui io ho raggruppato tutti i miei parametri, e qui ci sono i parametri per i calcoli dei vari tassi. Qui c'è il calcolo della via pausa, facciamo vedere anche quello lì, tanto così vedete che sono cose che non mi sono inventato, sono cose reali. Questo è il calcolo della via pausa, poi andiamo avanti, catture, eccola qua. E qui vengono calcolati appunto i vari tassi, tasso di sviluppo, tasso di fertilità, sopravvivenza e temperatura, sopravvivenza e umidità che non ho ancora implementato, che sono in dubbio, il tasso di attività, la diapausa, l'inizio del calcolo per la generazione, la somma dei gradi giorno, le generazioni, l'indice di rischio degli adulti e l'indice di rischio combinato con la diapausa. Poi cosa succede? Ovviamente ho messo i dati delle catture. In questo caso vedete qua catture giovani, catture adulti. Ho fatto dei calcoletti per cercare di aggregare i dati in maniera da ottenere le famose classi. Allora, cosa succede? Innanzitutto io vado a togliere gli spazi vuoti e così vedete che qui si forma la classe del monitoraggio, vedete 2, 1, 1 a seconda della località e ovviamente, chiaramente, ognuna di questi dati, ogni punto ha una sua caratteristica, nel senso che questo punto, per esempio, corrisponde ad un valore di tasso di attività 0, l'indice di rischio 0,04 e generazione relativa 0,01 e così via. Quindi praticamente a seconda dei dati meteorologici io ho un valore. Poi allora cosa faccio? Faccio quel lavoro che vi dicevo prima. Vado a fare girare i miei dati e faccio una logistica binaria, ossia vado a prendere i miei dati, banca dati, catture, la classe, però io questa qua, prendo la mia classe come variabile che io voglio rilevare, vedete qui c'è scritto binario, questo tool, questa cosa qui si chiama XLStat, se vi interessa, è un programmino per Excel, per calcolare statistiche su Excel, non è fatto abbastanza bene, abbastanza intuitivo e potrebbe essere utile. Dico allora, quindi prendo la classe, gli dico che ho dei valori binari e voglio verificare che questa classe sia collegata con che cosa? Con questo indice di rischio
dell'attività totale e con le generazioni. Poi cosa posso fare? Come vi dicevo, posso andare a dirgli o mi fai un giro solo oppure mi metti i dati stocastici. Io adesso faccio fare un giro solo per sveltire un po' il processo e facendo semplicemente, cliccando qui un bel ok, lui parte, sperando che arrivi da qualche parte. È stanco oggi il mio computer, ecco qua. Poi i dati filtrati, va bene. E adesso lui mi fa l'analisi della regressione, della logistica. Forse. Eccola qua. Qui mi chiede addirittura se io volessi combinare i due fattori. In realtà io ho provato, visto che non ci sono grosse differenze, quindi lascio, e non è, oltretutto non era significativo, quindi lo lascio via la combinazione e vado a vedere i risultati. Andiamo a controllare i risultati. Eccoli qua, stanno arrivando, eccoli qua, sono arrivati i risultati. Allora, vediamo un po', facciamo un po' più grande. Ecco qui. Innanzitutto le nostre due classi, queste sono le frequenze, quindi abbiamo abbastanza bilanciato perché sono 47% classe 1 e 52% di classe 2. E poi cosa dobbiamo andare a vedere? Dobbiamo andare a vedere il nostro modello com'è, è buono o non è buono. Ecco quello che vi facevo vedere qui, per esempio, è quel famoso AIC, la Kaique Criterium. E qui lui me lo indica fortunatamente già in blu, indicandolo in blu praticamente vuol dire che è un buon modello, perché mi dice guarda che c'hai una Kaique relativamente alto. Non so cosa voglia dire, cioè non so cosa voglio dire, ma ci impiegheremo un'ora a spiegarlo, lasciamo perdere. Un altro valore che magari avete già sentito parlare è questo log likelihood, e anche questo è un parametro che deve insomma essere abbastanza elevato per avere una buona validità. Poi avete qui i famosi pseudo coefficienti di determinazione. Dobbiamo vedere qui il full, quello che riguarda l'equazione. Vedete che sono relativamente buoni, diciamo così. E questi sono i parametri. Un'altra cosa interessante da vedere, per esempio, è questa colonna qui, ossia se i parametri, quindi le generazioni e la combinazione del tasso di attività più la diapausa sono significativi o non significativi. Cioè questo valore deve essere minore di 0,05. Quando questo valore è minore di 0,05 vuol dire che il mio valore è significativo, quindi il modello stima bene, cioè i parametri vanno bene per stimare quello che voglio stimare. E questa è l'equazione, vedete la logistica, 1 diviso 1 più esponente, poi i suoi coefficienti, quindi intercetta il coefficiente A per le generazioni più il coefficiente B per la combinazione di tasso di attività e diapausa. Poi lui calcola anche, in questo caso, i valori coefficienti standardizzati. Questo ci dice semplicemente che le generazioni hanno una influenza maggiore, cioè il calcolo della generazione entra più, non dico pesantemente, ma entra più, ha una relativa più importanza più relativa rispetto al tasso di combinazione del tasso di infezione di attività e di pausa. In realtà alle volte anche questi bisogna fare attenzione perché sono semplici comunque calcoli matematici, calcoli statistici, quindi di fatto potrebbero andare bene se io faccio un'analisi di previsione di borsa, ma se quando ho a che fare con degli individui, degli animali, la cosa è un po' diversa. E poi comincia la tabella in cui mi dice, appunto, secondo delle osservazioni che io ho messo dentro, questo predite è il valore che assume la mia funzione. Questa è la classe che che io ho rilevato. Quindi questo è il valore, quindi questa è l'osservazione 1, classe 0, qui lui mette classe 0 perché fa 0 e 1 e non 1 e 2, però questo sarebbe 1,
E questa, vedete, la funzione è 0.023, che è più basso di 0.5, quindi questa sarebbe una classe, in questo caso 0, quindi in questo caso il modello ci ha beccato. Vedete che andando avanti con i dati, lui continua ha calcolato tutte questi valori di queste funzioni. Poi cosa succede? Arriviamo in fondo, eccola qua, la tabella di classificazione, l'abbiamo già vista. In questo caso, per esempio, facendo questa simulazione, come vi ripeto, io le faccio diverse casuali. In questo caso abbiamo un 81% di casi corretti in classe 2 e un 64% di casi corretti in classe 1. E se andiamo a vedere la nostra ROC, vedete qua la UC è 0.81, anche in questo caso, vedete qua, questa è la linea di demarcazione dello 0,5, vedete che praticamente il modello ci azzecca abbastanza ed è relativamente, non è proprio bilanciatissimo perché 64-81, però insomma diciamo che ha dei valori accettabili. Una volta che io ho fatto tutte queste simulazioni, cosa vado a fare? Vado a prendere tutti questi dati e li vado a piazzare dove vi avevo fatto vedere prima, in quella mostruosa tabella, ovvero queste sono le classi reali. Io qui, vedete, faccio girare la funzione e tiro fuori la classe che mi dice la funzione. E poi qui faccio la differenza e ottengo quei valori che vedevamo prima. Quindi queste sono le differenze. Vedete che qui comincia, allora c'è degli 0, degli 1, dei meno 1. Andiamo giù, giù, giù a recuperare il fondo della tabella. Andiamo a recuperare il fondo della tabella. Vedete che il fondo della tabella molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, compaiono la tabella che vi ho fatto vedere prima, eccola qua. Una di quelle tabelle, a seconda di come faccio girare. Qui vedete le soglie, le sottostime, i corretti, le sovrastime, la sensibilità, specificità, 1 meno specificità, l'IGUDEM, calcolo della UC, sottostime, corretti, sovrastime. E da qualche parte, eccolo qua, c'è il grafico, vedete anche qua. Quindi questo è quello che, diciamo, è il lavoro un po' noiosetto, nel senso che è quello che quando uno ha fatto tutti i suoi collegamenti vari, allora poi parte e ci deve un attimino avere pazienza, iterare, produrre un sacco di dati e poi tirare fuori qualcosa di buono. E adesso vediamo un pochettino. Ah, scusate, c'è prima la validazione. La validazione come l'ho fatta la validazione? Ho fatto lo stesso, ho preso una funzione e invece di utilizzare i dati delle catture, ho messo la funzione in relazione con i dati del monitoraggio. Dati del monitoraggio che non sono entrati nel modello. Quindi il modello è solo con le catture. E io ho usato i dati del monitoraggio. Ho fatto i confronti. E a questo punto cosa mi sono trovato? L'ho diviso in due, melo e pero, e mi sono trovato questa situazione, che praticamente il modello, la funzione sviluppata sui dati delle catture mi dà pochissime sottostime, 5-7%. Addirittura per il melo, devo guardare bene i dati perché magari ho sbagliato, avremo un 93% di classi correttamente stimate e un 72% per il pero, sovrastime per il meno poche e per il pero alcune di queste sono alcune sovrastime. Cioè, abbiamo fatto un modello, direi, non male, nel senso che possiamo già comunque essere abbastanza soddisfatti. L'output del modello, poi ne vedremo ancora altri, l'output del modello, eccolo qua, uno dei possibili output, uno dei possibili output potrebbe essere questo. Questa è la funzione che viene calcolata appunto in base ai valori che abbiamo trovato.
E vedete qui io poi ci ho messo oltretutto a mo' di, chiamiamo validazione visiva, i puntini che rappresentano le classi. Vedete qua? Le classi, ovviamente questo è l'asse di riferimento delle classi, quindi andiamo da 0 a 2 perché abbiamo classe 0 che è prima, poi vedremo come calcolare la classe 0 anche. Come classe 1 e classe 2, quindi qua solo adulti, qui adulti e come si dice, e giovanili. Su questa curva, cosa posso fare io su questa curva? Poi utilizzando, andando a vedere magari poi dei dati di perdite, di danno, di produzione, eccetera, eccetera, posso andare a infilarci delle soglie. Soglie orizzontali, nel senso che a un certo punto mi dice attenzione perché qui, quando la curva, la funzione sale becca la prima soglia, devi fare qualcosa, esci fuori, vai a controllare. Eppure quando arriva qui guarda che c'è la prevalenza di adulti e mischiati, eccetera, eccetera. Oppure soglie orizzontali e magari anche soglie verticali, nel senso di dire attenzione perché guarda che in un determinato punto può succedere qualcosa se magari si incrociano le due soglie. Questo non è l'unico possibile output, questo è uno dei tanti. Bisogna ovviamente poi a questo punto di solito il modellista, l'epidemiologo fai da te come sono io, si confronta un po' con i tecnici, con i possibili fruitori e gli chiede cosa che volete vedere. Di solito la maggior parte delle volte ti dicono un bel semaforo in cui ci siano i tre colori, il verde, il giallo e il rosso, e in cui io se è giallo se è verde sto tranquillo, se è giallo mi preoccupo, se è rosso mi preoccupo di più. E a quel punto qui l'epidemiologo fai da te e cade un attimino in frustrazione perché dice ma come ho fatto tutto questo panegirico, tutti questi calcoli e poi tu mi chiedi tre colori. Però l'epidemiologo fai da te è contento lo stesso perché comunque sa che il semaforo verrà utilizzato. Allora, se andiamo a vedere il modello, qua. Ecco, questo è Valle Vecchia. Una cosa interessante, per esempio, possibili output, vedete questo è il modello. Questa curva arancione è interessante perché non è la classe questa curva arancione, ma sono le catture cumulate espresse in percentuale. Quindi vedete che la curva, di fatto la funzione che abbiamo calcolato per discriminare le classi, passa anche molto bene, ovviamente, la percentuale degli insetti adulti, in questo caso cumulati. Poi devo calcolare a fare gli adulti più giovani, ma non più tempo. Parlavamo del discorso della classe 0, della famosa classe 0. Possiamo noi andare a identificare anche una classe 0? Sì che possiamo identificare una classe 0. Perché? Cosa possiamo usare per identificare una classe 0? C'ho un grafico qua pulito. La classe 0, quale sarà la classe 0? Io posso utilizzare, per andare a identificare la classe 0, il tasso di sviluppo, il tasso di sviluppo non quello cumulato, ma quello normale. E cosa succederà? Cosa succederà? Che io posso trovare, adesso qui non vedo più chi, dovrei modificare l'asse qua delle x, eccolo qua. Faccio vedere questo un po', mi tolgo un po' di roba. Questa è un'altra località. Togliamo solo questa cosa qui, togliamo questa e lasciamo queste tre. Allora, questo che vediamo qua giallo è il tasso di sviluppo normale, ossia quello singolo, non l'insieme dei tre tassi di sviluppo. E cosa ci dice? Perché l'ho messo in grafico? Perché cosa succede? Che qui, guardate qua, 28 febbraio, la temperatura è buona. Quindi di fatto, utilizzando addirittura questo tasso di sviluppo insieme a tutto il resto del modello, cosa possiamo dire?
possiamo identificare i picchi di uscita dello svernamento. I picchi, sì, chiamiamoli picchi, i picchi di uscita dello svernamento. Non siamo ancora fertili perché la diapausa comincia qua, no? Finisce qua, scusate, però qua ci sono già in giro e di fatto li vediamo, perché li abbiamo monitorati, ci sono, li si trovano nelle tappe. Quindi di fatto questo, il tasso di, ecco perché diciamo non si butta via niente, nel senso che abbiamo, è vero, forse avremmo perso un po' di tempo a separare i tassi, tre tassi, fertilità, sviluppo e come si chiama, e sopravvivenza. In realtà ci vengono, ecco la serendipity. Abbiamo trovato una cosa che ci può essere utile per migliorare il nostro modello. Quindi, appunto, si tratta adesso di verificare quale potrebbe essere un possibile output, come si può rendere questo modello fruibile al pubblico. E poi, ovviamente, chiaramente mancherà la parte relativa a quello che avevamo visto prima come si dice, nello schemino, l'ospite. È possibile qua sotto metterci una funzione che mi rappresenti l'andamento, che ne so, della maturazione della frutta, per esempio. A questo punto io mi fermo qui.